Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Lasciandomi andare, questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare. Forse solo da un momento che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà. Fra le stagioni la più bella è l'estate, siamo tutti pronti a fare follie. È la stagione degli amori più intensi, consumati a volte lente in love bomb. Ma cosa succede? Buonasera, a voi la linea. Buonasera, io sono Natalia, cambiato con questo lo sembravi un Cazzo, po' proprio quando stava cominciando il momento più in onda. Con una sorta di interruzione, non andiamo oltre. Detto questo, sembravi un po' Elio, mi sembravi Elio quando ti sentivo così. Lo so, però ti faccio notare che ho azzeccato pure il momento in cui Little Tony all'inizio del pezzo piglia il dosso quando fa "con l'amore io voglio giocare, è colpa del mare, del cielo e del mare". Proprio lui piglia il dosso in quel momento, ecco perché si sente che fa "è colpa del mare". Meraviglia, ma fammi, diciamo, ringraziare. Probabilmente sono 2 settimane che non mi collegavo con voi, non riuscivo a collegarmi con voi, quindi tanto una buonasera a te Natalia in regia, buonasera a voi ascoltatori. Io sono Lorenzo Viviani, invece dall'altra parte dell'etere, imbarcato, cos'era la Princess? Come si chiamava l'imbarcazione? Pacific Princess. Io sono Pacific Princess. Adesso immaginavo la sigla, il tuo faccione, lo sei in la forma tipo dell'oblò, no? Antonino così. Sì, bellissimo. C'è questo flash. E dall'altra parte dell'etere, sulla in versione Lovebot, e lui non è lui, il mitico, grandioso, questo inaffondabile, come una nave da crociera, il nostro Antonino Danna. Scusate, la radio non si vede, ma io tocco ferro, perché l'ultima volta che hanno detto "signora, questa nave è inaffondabile", non è andata proprio bene. Ecco, mettiamola così. È proprio una battuta inaugurale. È un po' culo, insomma. Abbi pazienza. Vette altissime stasera. Altissime. Qua veramente siamo un programma culturale, un po' radical chic anche qua. Culturale più che altro. Culturale, molto nel senso che fai il tour del vabbè, l'abbiamo capito. Comunque mi sono proprio immaginato quando la sentivo te, sai che col sorrisino così che ammiccavi alla telecamera, no? Che bello. Sì, ma guarda, noi la dobbiamo rifare e ci giriamo tu ti immagini tanto perché anche mi fai morire, c'ho già le no, ma il bello sai qual è? Noi dovremmo fare sta sigla, no? Che ci sono loro, i protagonisti originali, poi sai che c'erano i 2 guest star, no? E una volta c'era Tom Hanks e l'altra, e poi ti giri guest star Lawrence Vivians. E ti giri Tony Dan. Comunque dai, parti con la tua... No, non so voi, ma io mi sto divertendo. L'abbiamo ingolfato, non ce la fa a tirare le marce perché l'abbiamo ingolfato. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, il chilometro Zoom, il drive time in mezzo
ad Agricoltura, Pesca e Ambiente. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1122. Non ho fatto manco a tempo a sistemare il copione, scusatemi. 1122 di oggi, venerdì 23 di gennaio dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Gainarca, la rassegna stampa di Semmi Varin, le videopillole e molta altra bella roba ancora. 340 670 9659 per le vostre zap o WhatsApp. Io so che c'è una persona che, ecco qua, Anita che mi manda addirittura pure la fotografia. Sei tu, Anita? Complimenti, insomma. Con questo bellissimo bicchiere di rosso mentre alza i calici e dice: che voce, Antonino, fammi sognare. Signori, qui siamo veramente Antonino qua comincia a avere veramente un successo. Beh, a sto punto vogliamo sentire la voce direttamente dalla viva voce di Anita, insomma, che allo 0292947222 che cosa l'ha spinta ad avere questo gusto dell'orrido. Però detto ciò, diciamo anche dicevamo 340 670 9659 le vostre zap o WhatsApp, oppure 0292947222 se volete essere dei nostri attraverso appunto il telefono. Natalia, buon lavoro, non ti ingelosire, capisco, lo dico anche alle colleghe, capisco che le colleghe della radio proveranno una fitta di gelosia davanti alle parole di Anita, ma cosa volete, insomma, no. Un uomo con una voce così stupenda come la mia. Beh, in effetti, ma quasi anch'io, guarda, anch'io ti mando una foto adesso mia, così che ti dico, ti faccio un muah, ti do un bacino. Se sentire, no, sono le 17:40 minuti, sì, però... C'è già il nostro gradito ospite pronto, Ah, ok, quindi ha sentito anche le così vediamo se anche lui ci vuole cantare la bot. Allora ringraziamo, no, tra parentesi anche in tema, perché ringraziamo intanto per la partecipazione l'amico Marco Campomenosi, che non sto a spiegare chi è, chi non è, perché siete già preparati, insomma, esatto. Quindi è il nostro esperto, così lo diciamo in maniera brutale. Il nostro uomo a Strasburgo. Il nostro uomo non a Havana ma a Strasburgo e a Bruxelles soprattutto, ma in questo momento non è a Strasburgo, non è a Bruxelles, è in un posto che noi abbiamo. Ma sarà dove cavolo vuole lui, insomma. No, vabbè, mica al bagno, scusa, mica le dico dov'è. Va benedetti Dio, sono fatti suoi. Ma aspetta, fammi finire, è in un salone internazionale, quindi anche, diciamo, rivolto al tema della nautica, perché, insomma, quindi mare, abbiamo iniziato con questo Little Tony che ci ha riportato ai vecchi tempi di Love Boat, invece lui è da un'altra parte, diciamo un po' più in alto rispetto alle rotte caraibiche, ma a Düsseldorf, perché c'è il salone nautico di Düsseldorf, quindi diciamo questa kermesse internazionale sulla nautica. Ma abbiamo chiamato Marco Campomenosi per parlare di un tema che naturalmente è caldissimo, e dato che tutti ce la dicono la loro, noi vogliamo saperlo da chi l'ha vissuta, da chi è tecnico politico, qualcosa in più proprio sul tema del Mercosur. Ci sei, Marco? Sì, ci sono. Eccolo, no, ciao Marco. No. Scusa, ci hai preso nel momento goliardico della trasmissione, che abbiamo iniziato naturalmente con la sigla di Lovebot. Te sei nel campo nautico anche te, insomma, l'abbiamo messa a caso, diciamo, Antonino non sapeva che era a Düsseldorf, però insomma tu sei in un panorama della nautica internazionale con tante made in Italy anche, come mi raccontavi. Sì. Adesso sono vicino a una barca da pesca molto bella, sai, di quelle che usano molto gli americani, che vedete in TV, con un bellissimo pesce spada disegnato, bello. Però le barche più belle anche a Düsseldorf sono quelle italiane. Ovviamente non dovete fare i piddini e quindi sapere che anche dietro questa industria, che a volte è un po' del lusso e riguarda persone fortunate che possono permettersi dei gioielli, delle imbarcazioni pazzesche, ci sono un sacco di micro e piccole imprese italiane, certo, che fanno di questa produzione in eccellenza, dalla tua La Spezia
Bravo. a Viareggio, fra la Tua La Spezia e Viareggio si producono circa la metà delle imbarcazioni da diporto di tutto il mondo, oltre una certa dimensione, oltre 25 metri se non erro, quindi potete immaginare quanto sia importante. Poi è chiaro, in una Germania, che mi spiegano gli operatori italiani che sono qua da 2 annetti, un po' di messa, insomma, noi magari con le crisi economiche, con l'austerity, siamo stati abituati anche troppo, loro se ne sono accorti un po' in questo ultimo periodo e chi visita la Germania lo comprende, ecco. Quindi... Assolutamente. Tra parentesi, io ti ringrazio che hai ricordato anche il settore della nautica, quello spezzino, il miglio blu, diciamo anche questa nuova vecchia identità che però ha avuto uno sviluppo veramente sorprendente negli ultimi anni, ma la cosa che mi faceva ridere, adesso dato che abbiamo parlato di Love What, parlo di un altro telefilm della nostra giovinezza, che io riguardo adesso, mio figlio praticamente crescerà tipo boomer, perché gli faccio vedere tutte le cose che guardavamo noi una volta. Il Tenente Colombo, c'è una puntata del Tenente Colombo che va su uno yacht negli Stati Uniti, quindi un caso, un omicidio come al solito, di quelli che risolve. Lui arriva sempre come uno sciagattato, no? Che nessuno gli dà una lira e poi frega tutti, e va a bordo di questa imbarcazione, questo yacht, e mi ricordo, ora dovrei andarlo a rivedere, se era un baglietto, c'è proprio il simbolo, quindi questo simbolo del o baglietto o San Lorenzo. Quindi pensate, già negli anni, quindi sarà stato anni 70, fine anni 70, anni 80, già il Made in Italy come arrivava dall'altra parte del mondo e come era simbolo di lusso. Quindi insomma abbiamo una bella esperienza, barca in legno, fra parentesi. Ovviamente Viviani è un vecchio democristiano, quindi ha dovuto citare entrambi i bravo, produttori capito, liguri, perché aveva paura di ricevere magari le proteste di qualcuno, perché no, in verità non me lo ricordavo, però potrebbe essere intesa anche così. Detto questo, caro Marco, andiamo a un tema caldo, anche perché diciamo abbiamo avuto la von der Leyen che è andata in Paraguay, se non mi sbaglio, a firmare un accordo, poi c'è stata questa, diciamo, operazione che ha mandato un po' tutto a carte 48, come si dice, insomma siamo riusciti a bloccare, anche se poi ci sarà un procedimento, diciamo, come si dice, di attuazione comunque preliminare di questo accordo, quindi come era successo col CETA forse, no? Quando il CETA non andava in porto, poi è stato preso e negli anni comunque si era... Com'è la situazione in questo momento e cosa ci si prospetta? Perché ne abbiamo già parlato del Mercosur, di quello che cosa dovrebbe dire per il nostro paese, dell'agricoltura e tutto un po'. Allora, purtroppo, l'ho scritto anche su X questa mattina, certe regole vengono fatte in maniera così complessa per far capire il meno possibile alle persone che non hanno tempo di passare la giornata su questi temi, su che cosa stia veramente accadendo. Il CETA, cioè l'accordo commerciale con il Canada, deve essere ratificato ancora da un sacco di parlamenti nazionali dell'Unione Europea, perlomeno il Parlamento Europeo lo votò, perlomeno quello, e quindi è in vigore provvisoriamente da molti anni. Cosa avviene invece per i paesi del Sud America in questo accordo UE-Mercosur, Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina, eccetera? Oggi il Parlamento europeo nel merito non ha ancora votato, anzi mercoledì ha chiesto che la Corte di Giustizia, come è avvenuto già in passato su altri accordi commerciali, penso a quello del con Singapore, dica: ma siamo sicuri che questo accordo rispetta i trattati, rispetta le competenze degli Stati membri? Cara Corte di Giustizia, facci sapere. Secondo molti la Corte di Giustizia dirà: sì, ci mancherebbe, li rispetta, però sarebbe stato meglio modificarlo qui e qui. È quello che in molti ci aspettiamo, cioè che si dia veramente agli Stati la possibilità di incidere in un processo di scelta che altrimenti è limitato solo a Bruxelles. Solo che la Germania dice sì, vabbè, mentre intanto la Corte deve ancora stabilire, noi andiamo avanti, lo rendiamo applicabile. Ecco, io spero, perché oggi c'erano indiscrezioni in questo senso, che l'Italia si unisca alla Francia, fra i governi che dicono: vabbè, aspettiamo un attimo che la Corte si esprima e poi vediamo. Poi nel merito ho letto anche le dichiarazioni di chi era d'accordo. Io non sono in linea generale contrario al fatto che
tra l'Unione Europea e i paesi del Sud America ci possano essere degli accordi, ma devono essere degli accordi di tipo moderno, che riconoscano lo stesso livello di standard, che riconoscano un certo tipo di commercio su altre categorie di prodotti, perché fare in modo che chi riuscirà dall'Europa ad esportare di più lo farà sempre solo a scapito dell'agricoltura, che è il settore che subisce sempre questi accordi commerciali, secondo me è sbagliato moralmente, economicamente e poi anche per la salute dei nostri cittadini. Il 27 la von der Leyen farà un vertice con l'India, perché vuole anche con loro riprendere un vecchio negoziato che è da molti anni fermo. Ma e grazie a Dio anche per una richiesta indiana, pensate un po' come siamo messi, certi prodotti sensibili dell'agroalimentare saranno tenuti fuori, quindi si parlerà di un accordo di libero scambio, attenzione che comunque mi preoccupa molto, ma che toccherà altri prodotti. Il tema è perché gli allevatori e gli altri produttori agricoli, i produttori di riso e altri debbano subire questa cosa. Primo. Secondo, c'è un'industria della trasformazione, dell'alimentazione, che fa anche un finto made in Italy, che penalizza ovviamente chi fa il vero made in Italy, che magari nei prodotti ha interesse a mettere qualcosa che non è esattamente italiano. Io non ho niente contro ciò che viene da fuori, ma mi piacerebbe che mia madre al supermercato possa riconoscere un prodotto che è fatto con ingredienti che vengono da altri paesi in maniera trasparente. Non sempre questo è possibile. Sì, scusate, c'è una telefonata in attesa per Marco. Vai. La prendiamo. Pronto, chi è là? Ciao, sono Michele da Genova. Ben trovato. Ciao. Ben trovati. Volevo chiedere a Marco, ma dal punto di vista liberale gli accordi commerciali possono essere una ottima opportunità. Tuttavia io mi chiedo sempre come mai noi facciamo, soprattutto in Europa, degli accordi e poi facciamo delle sovvenzioni per, ad esempio, gli agricoltori e altri. Ma gli agricoltori non hanno bisogno di sovvenzioni, gli agricoltori hanno bisogno di lavorare, di fare i loro prodotti. Quindi chiedo se lui è d'accordo su questa questione. E noi cerchiamo sempre di regolamentare e poi cercare di aiutare i nostri produttori che invece avrebbero semplicemente bisogno di continuare a fare il loro prodotto, non di avere delle sovvenzioni per non farlo. Grazie, Marco. Sono a parte che non ho capito d'accordo. Michele, se è Michele, magari lo conosciamo anche Marco Michele, mi sembrava dalla voce di riconoscerlo, però sì, anch'io penso di averlo riconosciuto. La cosa che in effetti è imbarazzante è che spesso si dice vabbè, ci saranno più sovvenzioni, più fondi per esempio sulla politica agricola comune. È stato venduto come un grande successo, ma quella roba lì era dovuta. La nuova programmazione 28-34, che non sono gli interni di un palazzo, sono gli anni in cui sarà in vigore la prossima programmazione, vedeva un taglio di almeno il 20% sui fondi sull'agricoltura, vedeva ulteriori complicazioni. Da anni i nostri agricoltori e i pescatori, lo sa bene anche Viviani, chiedono regole più chiare e più semplici anche per accedere ai fondi. Abbiamo aziende agricole che dicono no, basta, io non voglio più accedere a certi fondi perché perdo più tempo in burocrazia che in altro, per dirvi tutto. E quindi quel risultato che era stato ottenuto non aveva niente a che vedere con questo accordo commerciale. Seconda cosa, la Commissione europea si è sempre rifiutata di fare un'analisi di quello che è l'impatto di ogni accordo commerciale sul settore agricolo. Perché dire, ma con l'accordo UE-Mercosur l'agricoltura avrà un impatto l'allevamento del solo 1,5% di ciò che normalmente produce ogni anno. Ma se a questo aggiungiamo il CETA, se a questo aggiungiamo il GSP+, che è un sistema che vale per i paesi, diciamo, più poveri del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Se a questo aggiungiamo le pressioni americane che ci sono da tanti anni, da quando c'era il TTIP, per importare ancora di più, se concludiamo l'accordo con l'Australia, che è di fatto già deciso da diversi anni, insomma,
È come se io, Antonino e Lorenzo andiamo al bar e paga sempre Antonino. Cioè, bisogna che paghi un po'. E a me va bene, io sono d'accordo, ti dico la verità su questa cosa. Perché deve pagare sempre Antonino? Cioè, è questo deve pagare Antonino. Vogliamo che paghi Antonino. No, e detto poi, questo, seconda cosa, visto che io sono adesso in un posto dove c'è il Made in Italy, l'industria pazzesca italiana, ma secondo voi l'Italia ha bisogno che la von der Leyen negozi un accordo di libero scambio per accedere a certi mercati? Guardate che se vi leggete i documenti di Business Europe, che è una sorta di unione di tutte le confindustrie europee, alla fine parlano di servizi che avranno degli accessi facilitati, perché c'è gente che parla dei paesi del Sud America e del Mercosur, facendo finta di non sapere, spero che facciano finta, che il Brasile non è quello di 25 anni fa, di quando questo accordo è stato cominciato a negoziare, con un mandato conferito alla Commissione dai governi nel 1999. Io non so cosa faceva Viviani nel 1999. Facevo avevo quando 7 anni. Il Brasile non era un scusa, gigante. No. Io facevo l'osservatore per la Longobarda con Giginio. No, Giginio. Guardavamo dentro nel pallone, forse. No, con mio fratello di Lecce, Lorenzo. No. Ecco, il Brasile non è solo un esportatore di prodotti agricoli con aziende che sono grandi, pazzesche, e utilizzando anche prodotti che da noi non si possono usare. Oggi è un gigante dei cosiddetti BRICS, è un paese che esporterà di tutto, che solo nella ricerca e nell'innovazione industriale mette un sacco di soldi e sta ricevendo un sacco di finanziamenti. Questi accordi di libero scambio non servono per esportare la brugola in Sud America, ma servono per andare lì e produrre a costi inferiori cose che poi vengono consumate lì la paura. Qua, perché quando gli amici industriali, quelli un po' che studiano e che poi votano i partiti da 2% che non riescono manco a essere eletti in Parlamento europeo, parlano di benefici ai consumatori, intendono dire che grazie a questi accordi arriveranno prodotti a costi inferiori. Ma impoverendo il paese. Poi voglio capire chi le comprerà le macchine quando non ci sarà lavoro più in Italia. Già cosa che è successa con l'esperienza asiatica. Ma ti voglio dire una cosa, a parte, perdonami Marco, salutiamo, così capiamo chi era Michele. Un saluto a tutti i tabaccai, viva i tabaccai italiani, perché sono il nostro Michele da Genova, che ringrazio per la telefonata. Ma a parte tutto questo, a me la cosa che mi dà fastidio anche un po' di questa situazione, a parte l'Europa che si è frammentata in maniera quasi goliardica, no? Proprio per interessi di bottega, ognuno per la sua, diciamo, giustamente portare il proprio interesse, quindi siamo frammentati, come siamo proprio spezzettati. Ma poi la cosa che mi ha dato fastidio è anche del settore agricolo. Ti posso dire la verità, tipo il vino, dato che il vino comunque è un prodotto finito che abbasserebbe i dazi, il Mercosur è una gran cosa, cioè non riusciamo a ragionare per il benessere del paese. È un po' quello che dicevi te prima, i nostri industriali vanno giù, magari vanno a fare le macchine, vanno a fare qualsiasi altra cosa, ma poi impoveriamo veramente. Cioè, il problema grosso, che forse è un po' quello che Trump vuole fare negli Stati Uniti, è quello di dire: se perdiamo il lavoro, dove andiamo a finire? Poi chi comprerà i prodotti? Noi impoveriamo e diventiamo sempre più consumatori, ma sinceramente poi vorrei capire la pila del consumatore, che a me non piace dire, non mi sento una pila, ma come si ricarica se non c'è più lavoro? Ma infatti la qualità è riconosciuta e anche con i dazi la qualità italiana arriva ovunque nel mondo. Di cosa stiamo parlando? Certo, per gli interessi di alcuni bisognerebbe chiudere gli occhi e non guardare verso chi ci perderebbe, penso ai settori agricoli soprattutto, ma vedrete fra qualche anno, vi ricorderete di me forse, non sarà solo per i prodotti agricoli. Il settore dell'automobile, a parte che oggi purtroppo noi produciamo in Italia meno automobili che in Ungheria, che in Repubblica Ceca, oggi siamo piuttosto produttori di componentistica automobili, ma l'Italia è da decenni che è impiantata in Sud America, lo era con la Fiat, lo erano anche le aziende francesi, era la Germania che aveva perso un po' di vantaggio competitivo. E poi vi dico ancora un'altra cosa, facciamo finta
che sia diventato o diventerà così conveniente esportare in Sud America. Ma questo non c'entra nulla con il fatto che comunque è molto maggiore il vantaggio in Unione Europea di produrre nell'est Europa, nei paesi dell'Unione Europea dell'est, dove comunque i costi sono talmente inferiori rispetto all'Italia. Quella delocalizzazione interna ci sarà sempre, e quindi comunque il piccolo vantaggio di poter esportare verso Sud America non riguarderà comunque cose fatte in Italia, ma per la larga parte riguarderà cose che comunque in Italia non si fanno più, anche se magari il marchio è ancora italiano. Quindi, insomma, ci sarebbe molto da dire su questo. E attenzione, ridico che ho detto all'inizio, con i paesi del nord e del sud America è giusto e importante trovare degli accordi, ma non su basi superate, non mettendo a rischio, secondo il principio di precauzione, che dovrebbe essere alla base anche dei trattati dell'Unione Europea, la salute della popolazione. Perché a me spiace che questo dibattito si sia avuto soprattutto in Francia, dove tutti i partiti francesi hanno votato per chiedere alla Corte di Giustizia se si possa un po' meglio analizzare questo accordo. Se questo accordo era questa figata pazzesca di cui Confindustria Varese parla, come mai il PPE, i socialisti e i liberali hanno impedito di avere un dibattito a Strasburgo su questo tema? Lo hanno impedito sempre. E sapete, gli unici dibattiti sul Mercosur che si sono stati fatti grazie alle mozioni di censura contro von der Leyen, che il gruppo dei Patriots, di cui fa parte la Lega, e metà amici di altri gruppi, conservatori e altri, hanno sostenuto. Perché se noi non avessimo chiesto per 3 volte mozioni di censura, una sorta di voto di sfiducia a von der Leyen, lo abbiamo fatto anche per avere un motivo per parlare di fronte a lei di questo accordo e delle sue criticità. E non capisco se i favorevoli come mai avevano paura di questo tipo di confronto. Tra l'altro poi è stato vergognoso che von der Leyen lunedì nel dibattito invece non si è voluta presentare e ha mandato il commissario Šefčovič, che tra l'altro è una persona seria. Cioè, il bello è che il commissario al commercio non è uno stupido, non è una persona impreparata. Quindi si può fare un lavoro. Siamo sempre più innamorati di questa Europa, però sono le 18.01. Marco, guarda, purtroppo... Fammi finire con una battuta. Vai con la battuta. Hanno voluto seguire l'isterismo tedesco in preda al panico rispetto a una crisi pazzesca e rispetto al fatto che non sanno dove sbattere la testa. A me queste pressioni tedesche fanno tanto pensare a quello che da quel bunker dava ordine e pensava di muovere milizie quando aveva l'Armata Rossa a 2 passi e gli alleati che gli avevano già occupato 3/4 del paese. Buona serata a tutti, cari amici. Grazie Marco. E salutaci Düsseldorf, e con questa ultima battuta anche abbastanza detonante ma sacrosanta, mi viene da pensare. Vi lasciamo al direttore responsabile Giovanni Sallusti perché c'è Liberamente, e noi ci sentiamo subito dopo. Grazie. A dopo. Avete ascoltato Chilometro Zero.